Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora un poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri». Amare e perdonare quando si viene traditi e ancora di più amare e perdonare chi ti ha tradito è la dimostrazione della radicalità con cui Dio ci ha amati nella morte e risurrezione del Signore Gesù. Con pochissime battute, il Vangelo che abbiamo letto incrocia la lavanda dei piedi ai suoi discepoli di Gesù e il racconto dell'ultima cena, dove Gesù si dona come pane spezzato, offerto per noi, con l'annuncio, avete sentito, del tradimento di Giuda. Gli disse Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto», a Giuda. Ecco perché il passo del Vangelo che abbiamo letto inizia con la descrizione di Giuda che esce dal cenacolo, per spiegarci che Gesù non parla dell'amore in astratto o con altre dichiarazioni solenni. Gesù, prima di dire, di dichiarare e di insegnare, mette in pratica. Ma Gesù proprio per questo non vuole solo darci l'esempio, ma vuole che ognuno di noi possa entrare nell'orizzonte in termini di fatti del suo amore. Gesù ci dona l'esempio, ma donandoci l'esempio dona tutto se stesso, perché ognuno di noi sia capace di amare un po' alla volta come Lui ci ha amato. Avete sentito? È una frase che non possiamo dimenticare, che dobbiamo ricordarla tutti i giorni. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il dare di Gesù non è un ordine, un consiglio o una raccomandazione. Gesù dona se stesso a ciascuno di noi perché ha capito che da soli non siamo in grado di amare. Noi tutti intuiamo che cosa è l'amore, lo desideriamo anche. A parole, in linea di principio, siamo anche disposti ad amare, ma poi cominciano ad arrivare i se, i ma, i distinguo o la fatica e l'incapacità di andare oltre il rancore. Lo vediamo tutti i giorni. Grandi innamoramenti danno origine a promesse e a giuramenti di amore altrettanto solenni. La vita quotidiana poi, non poche volte, logora e consuma quell'amore pensato come eterno e i due si ritrovano, non poche volte, in una solitudine e alle prese con una reciproca ostilità.
Perfino con i figli può accadere che l'amore si inclini e alla quasi idolatria dei piccoli, cosa non fa un genitore per un bambino piccolo. Alcuni genitori sperimentano attorno all'adolescenza dei figli quanto sia difficile amare ragazze e ragazzi che dichiarano di non sopportare più chi li ha messi al mondo. Sui conflitti poi della famiglia allargata, inutile dilungarsi. Parenti che non si salutano, che non si frequentano, che non sopportano, sono più diffusi di quanto sembri. I conflitti del mondo però non hanno origini molto diverse da quanto accade nelle microstorie di ogni giorno. Se si sgancia il perdono dall'amore e si rivendicano in modo assoluto le proprie ragioni, la tensione di chi è alle prese con il litigio si allarga e quasi inevitabilmente chiede aiuto alla violenza per cedere all'altro, per cedere all'altro che è nel torto. Ma non è così anche per le tante guerre, troppe, di cui siamo ogni giorno testimoni. Sangue, non dimentichiamolo più, sangue chiama sangue. Bombe e droni che distruggono chiamano altre bombe e altri droni, pronti a raddoppiare la quota di morti e di distrazioni subite. La legge dei comandamenti, data da Dio a Mosè, non è stata in grado di aiutare il nostro cuore a saldare l'amore con il dono di sé e con il perdono. Perché, dice la Bibbia, quella legge era scritta sulla pietra e di conseguenza non riusciva ad entrare nel cuore dell'uomo e a guidarlo dal profondo della sua coscienza. Gesù, donandoci il suo corpo e il suo sangue nell'Eucaristia, proprio per questo ci invita ogni domenica a sederci a tavola con Lui e diventa quella presenza viva in mezzo a noi che ci dice che dobbiamo lasciarci amare da Lui. Ecco il dono dello Spirito Santo. Secondo, di amare un po' alla volta come Lui ci ha amato. Ogni domenica ci viene detto: fate questo in memoria di me. Vi ricordate cosa diceva il profeta Ezechiele nell'Antico Testamento? Ci sarà un giorno, cari israeliti, che siete duri di testa, che avete un cuore di pietra, che io metterò dentro di voi il mio spirito, perché possa togliere il cuore di pietra e fare diventare il vostro cuore un cuore di carne. Quella promessa oggi si realizza in Gesù, che è entrato in noi per amarci e per cambiare il nostro cuore. Quindi non dobbiamo disquisire su chi è prossimo per difenderci da chi chiede amore. Con lo Spirito di Gesù che ci guida all'interno del nostro cuore, ognuno di noi diventa prossimo di chi incontra, di chi ci è vicino e di chi caduto sulla strada ha bisogno di noi. È l'amore di Gesù che ci rende capaci di amare e in grado sia di perdonare che di servire l'altro e che ci immette nell'amore del Padre. È dalla credibilità di questo nostro amore che ci ha donato Gesù, di cui le nostre famiglie e il mondo ha bisogno. Siamo un mondo sempre più ferito, sempre più sfiduciato, sempre più scoraggiato. Diventiamo credibili, proprio lasciandoci amare da Gesù
e diventando coloro che fanno come Lui ha fatto a noi, diventare pane per le persone che incontriamo. Caro Gesù, perché a catechismo ci fanno imparare a memoria i 10 comandamenti e non ci chiedono di studiare il tuo comandamento nuovo? Intanto è uno solo, non 10. E poi è più corto. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Come prima cosa, questo comandamento ci dice che tu ci hai amato e ci ami. E non mi sembra poco. Come diceva mio nonno, è una frase da mettere sul letto e da leggere ogni sera prima di andare a dormire. Amato da Dio. E poi ci aiuta a capire che se ci lasciamo amare da te, impariamo ad amare anche gli altri. Gesù, benedici, Papa Leone. Non ho capito perché i papi debbano cambiare nome. Forse per ricordarci che sei tu che doni la forza al successore di Pietro, che si chiamava Simone, di guidare tutti noi. Grazie Gesù.